La crisi cancella un altro mito, l'auto per i trevigiani. A sottolinearlo i dati sulle vendite, dimezzate rispetto a 10 anni fa. Finiti i sogni di Spider rosse o motori rombanti, nell'epoca delle sette vacche magre la realtà motoristica della marca è decisamente un'altra. Rinunciano all'auto o rinunciano ad usarla con i ritmi che c'erano nel passato. Sono già state coniate due parole, una si chiama demotorizzazione, significa proprio una riduzione netta del numero di auto in circolazione, e decilindrizzazione, nel senso cioè che andiamo sempre su auto via via minori di cilindrata, quindi con consumi ridotti, con costi chiaramente ridotti. Addio quindi a queste immagini, seppur in bianco e nero. Del resto il colore di questo settennato è grigio e anche assai diffuso. Con le vacche magre, perlomeno quest'anno ce le teniamo tutte e per l'anno prossimo, come dice il proverbio, chi vivrà vedrà. Del resto i dati presentati oggi dai commercianti non hanno nemmeno un segno più, sia sui conti che sul morale dei venditori. Pochi gli spiragli all'orizzonte, ad iniziare dei benefici con i famosi 80 euro, risultati di fatto inesistenti per i consumi. Due, secondo lo studio, i fronti del rilancio, gli interventi esterni, Regione, Stato, Europa, ma anche importanti scelte locali. Discorso di rilancio, ad esempio, del discorso turistico, un discorso di tassazione locale e terza cosa, un discorso di rivitalizzazione dei centri storici. Queste sono cose che possiamo fare con le nostre manine. E proprio sul fronte turistico, dove la clientela, seppur stabile e meno qualificata, l'appello a chi decide è chiaro. Noi dobbiamo come territorio andare in cerca di un turismo più ricco e che sia più attento al nostro territorio, in grado di comprare l'eccellenza del nostro territorio e quindi di girare una ricchezza sul territorio stesso. Ci sono due strategie, una è quella dei grandi eventi, l'altra è quella di migliorare un appeal generale e sperare che le condizioni economiche generali possano cambiare.